Mi chiamo Domenico, in casa mi chiamano Menego. Ho 12 anni ed abito ad Asolo. Mio padre è morto in guerra e io abito con mia madre e mio nonno Maurizio. Per noi nonno Iccio. Oggi è il 19 agosto 1958. Settembre è ormai alle porte, ma oggi è un giorno speciale. Per la prima volta il nonno mi porterà al mercato. Andremo lungo il torrente, il Muson, fino a Castelfranco. Nonno, cosa sono quei campi là in fondo? Sono i Prai, un'immensa distesa di campi che si estendono su 5 comuni: la Castellana, Castello di Godego, Riese, Loria, Castelfranco. Il paesaggio dei Prai era semplicemente splendido, un'immensa distesa guardando verso il nord, dal manto verde oppure giallo d'oro dei fiori e degli anemoni campestri con solo sfondo l'ondulata distesa blu della catena del Grappa e un fondo l'azzurro del cielo cangiante. E ancor più bello quando nell'autunno immensi greggi di ovini al ritorno dei pascoli vi si soffermano per alcuni giorni a pascolare. Menego e il nonno vengono spaventati da colpi di fucile. 2 ragazzi arrivano di corsa con le braccia colme di frutti e spiegano di averli rubati al Bauco, il quale, per metterli in fuga, aveva sparato con il fucile. I ragazzi raccontano di essere 2 fratelli, da poco apprendisti presso la segheria Moresco, a 2 passi dal fiume. Nonno, tu andavi lì da giovane? Sì, perché la mia famiglia era numerosa e andavo al mulino per aggiustare scarpe per avere farina e altri alimenti. Arrivati alla botte di San Pietro, uno dei 2 fratelli propone a Menego di attraversare la botte in apnea. Ma siete sicuri? Non è pericoloso? Uno dei 2 ragazzi si tuffa per mostrargli il percorso. Menego rimane stupito.